Lo sport per me è sempre stata una cosa fondamentale e continua a essere importante, insomma, Baracca abbiamo visto tante belle partite in tanti anni, è nel nostro cuore, per cui insomma, da quando sono piccolo vado al Baracca. Dopo le aperture dei giorni scorsi, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro conferma la disponibilità del comune a cofinanziare un intervento di ristrutturazione dello stadio Baracca per consentire al Mestre Calcio di tornare a giocare in città. L'invito alla società è a presentare un piano quanto prima. Assieme alla società, assieme agli uffici nostri, troviamo un progetto di ristrutturazione, sperando poi che Lega e Questura ci diano una mano, tutti gli organi disponibili, ma io penso di sì, sono fiducioso comunque, perché il Mestre torni a giocare a casa sua. L'ho sempre detto, lo penso, è chiaro che deve essere la società poi a decidere giustamente, insomma. Nel 2015 Cafarsetti aveva speso 3,5 milioni perché lo storico stadio del Mestre tornasse nella propria disponibilità. La società aveva poi adeguato la struttura alla Serie D, ma la promozione in Lega Pro ha costretto atleti e tifosi a emigrare a Portogruaro, una scelta mai digerita fino in fondo dal sempre crescente numero di sostenitori della squadra aranciονera. Tra l'altro hanno fatto un campionato straordinario, non dico, ma insomma, sono andati vicini alla promozione, perché ci auguriamo. Se dovessero andare in Serie B per com'è la situazione oggi dovrebbero giocare in alternanza al Penzo, però insomma credo che sia opportuno anche fare un passo alla volta.